Ovvio che in testa a tutto c'è l'autonomia, quasi 2 milioni e mezzo di veneti sono andati a votare per l'autonomia, i presupposti ora ci sono tutti, ci sono due partiti, Lega e Movimento 5 Stelle, che hanno sostenuto il referendum e quindi è bene che oggi si porti a casa l'autonomia. E adesso non ci sono più ostacoli, non ci sono più scuse, l'autonomia a tutti i costi, senza sconti. Il messaggio del governatore del Veneto è per chi nel pomeriggio a Roma ha giurato davanti a Mattarella. C'è un governo, il governo giallo-verde, Salvini e Di Maio hanno garantito che quel percorso iniziato con il plebiscito del referendum del 22 ottobre troverà la sua strada finale, perché se preintesa c'è già, ora il traguardo deve essere visibile. Direi che è una garanzia per noi veneti, avere una veneta che io conosco bene, che si occuperà di essere poi l'interlocutore del governo con il presidente della regione del Veneto, anche perché la Costituzione dice che ci vuole l'intesa tra il governo e la regione. Erika Stefani, il ministro Stefani, si occuperà dell'intesa. Se le battaglie interne basate sui sondaggi verranno anteposte al bene del popolo, finirà male, continua Zaia. Rimando al mittente, peraltro, le accuse della scorsa settimana di una Lega che avrebbe fatto finta di voler governare. La realtà è che oggi abbiamo chiuso la partita di governo, si nominano i ministri e una parte importante del nostro movimento, compreso il segretario, entra nella compagine di governo. E c'è una missione da compiere. Ma si dice dalle statistiche che è la gestazione, o meglio il travaglio più lungo della storia, però speriamo che questo sia anche un investimento, si sia fatto un investimento in questi 88 giorni per far sì che poi si abbia un bel governo e che ci sia un'azione amministrativa che portiamo a casa. Non è stata irrilevante la partita dell'autonomia, penso che sia stato un grande spartiacque e lo sarà per noi in positivo e in negativo, perché se non la si fa è ovvio che qualcuno verrà poi a chiedere conto di questo.